Giuseppe Sardo è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Abbanoa. Lo ha deciso l'Assemblea degli azionisti riunita oggi a Cagliari per la nomina dei nuovi vertici aziendali. Giuseppe Sardo, 64enne, originario di Cuglieri, è stato per 12 anni, fino al 2023, il presidente di Acque SpA, l'azienda che gestisce la rete idrica del Basso Valdarno a Pisa e provincia, e ora si trova alla guida della società di gestione idrica dell'isola. Sono contenta soprattutto perché è una persona che ha dato davvero la prova in Toscana di essere capace di saper prendere in mano una società dell'acqua. Io credo che Sardi abbiano bisogno di difendere l'acqua pubblica, credo che in questo lui si sia distinto in una battaglia importante e credo che questa sarà la direzione che prenderemo, quindi sì, sono molto soddisfatta. Oggi ho avuto questa notizia per me largamente inaspettata e ho avuto modo di dire ai sindaci, al Presidente della Regione presenti in assemblea che lo considero un grande onore, ma lo considero contemporaneamente anche un dovere veramente importante. So che il compito è complesso e so però che ce la faremo sicuramente tenendo presente quella che è la priorità assoluta, cioè un'azienda che sta vicino al territorio, sta vicino alla sua comunità, che venga sentita dai sardi come una loro proprietà. Il ruolo più importante dovrebbe essere quello di Abbanoa nel futuro, nel garantire un approvvigionamento idrico efficiente e fare manutenzioni straordinarie su tutte le condotte. È sotto gli occhi di tutti che ogni giorno, ovunque in Sardegna ci siano perdite idriche dalle campagne alle città. A noi interessa avere un consiglio di amministrazione e una dirigenza di Abbanoa che rimetta in moto la società e garantisca l'eliminazione degli sprechi dell'acqua, la sistemazione delle condotte e un piano strategico di sviluppo della società per garantire una risorsa fondamentale e indispensabile come l'acqua a tutti i sardi e a tutta la Sardegna.